Il tema del Friuli Venezia Giulia, una regione in Europa, è un tema che mi sta assolutamente caro, è un tema sul quale ho sempre dedicato molta attenzione e anche praticato nel periodo in cui ho avuto responsabilità amministrative la mia funzione appunto delegata dal Presidente. In questo senso è fondamentale riportare la strategia, la visione, l'azione del Friuli Venezia Giulia in chiave europea. Abbiamo scontato questi anni una sorta di chiusura, di nuovo isolamento regionale rispetto a quelli che erano i temi del confronto con l'Europa in particolare, ma con la dimensione internazionale, anche se vogliamo della solidarietà, della cooperazione, quindi di quegli strumenti che se vogliamo non producono un'utilità immediata, ma che segnano la capacità di una comunità di aprirsi e di rapportarsi verso l'esterno. Dicevo, è fondamentale perché la nostra regione è una regione di confine, se viene guardata dal centro del nostro paese, è invece una regione centrale se viene guardata nell'ambito di un'Europa oggi a 27 ma che fra pochi mesi diventerà 28 con l'ingresso anche della Croazia, quindi un ulteriore elemento che porta alla dimensione di centralità del Friuli Venezia Giulia rispetto all'Europa. E quindi sull'Europa noi dobbiamo dedicare le nostre attenzioni, perché è con l'Europa che possiamo e con gli strumenti europei, soprattutto quelli propri della Commissione, quelli legati alla capacità di iniziativa della Regione e delle proprie realtà, confrontarsi, progettare e anche ottenere quei finanziamenti oggi fondamentali. La prossima programmazione europea 2014-2020 riserverà circa 1 miliardo di euro per l'attività di sviluppo della regione. Saranno le uniche risorse vere di cui noi potremo contare per sostenere appunto la capacità di crescita, rinnovata crescita della regione. Ma non solo, dovremmo immaginare che la regione va accompagnata, le realtà regionali vanno accompagnate, le realtà della ricerca, dell'impresa, dei giovani, del sociale, vanno accompagnate in Europa per poter partecipare ai grandi progetti, alle grandi progettualità, al confronto, alla crescita comune che l'Europa assicura. E in questo senso quindi credo sia fondamentale un impegno forte, diretto, immediato e anche assolutamente organizzato della Regione stessa. Poi c'è il confronto con il governo, non possiamo immaginare, come è successo negli anni passati, che magari l'affinità politica si trasformi in sudditanza poi politica della regione nei confronti del governo centrale. Possiamo forse dire che è un vanto farsi un'autostrada da soli con le proprie risorse, credo non sia nessun vanto. Un'autostrada a terza corsia è un asse che interessa il Paese e interessa l'Europa stessa. La Regione ha, ed è giusto questo, il diritto di iniziativa in questo senso, ma ha il dovere poi di far partecipare tutti quei soggetti che diventano i beneficiari veri di questa struttura. Oppure il dato di una partecipazione a quello che è il tema del federalismo nazionale, della partecipazione della Regione agli strumenti di solidarietà che il Paese mette in atto, anche in questo caso, tenendo presente che la Regione è una Regione speciale, autonoma, una Regione che ha delle prerogative particolari. Nel momento in cui partecipa a questi processi ha pieno diritto, come abbiamo fatto con una giunta precedente, con il Presidente Illy, rispetto a quei temi della compartecipazione erariale piuttosto che del negoziato sulle competenze. La Regione ha diritto di chiedere allo Stato poi quel riconoscimento di competenze, di capacità e di autonomia, così come hanno fatto le altre regioni speciali, immagino il Trentino piuttosto che la Valle d'Aosta, riferita quindi ad una affermata volontà di essere sempre più responsabili di noi stessi, seppur partecipi della dimensione nazionale. E questo credo il dato che dobbiamo riprendere con forza, quindi essere protagonisti in Europa e protagonisti in Italia, nel nostro Paese, in chiave di responsabilità ma anche in chiave di salvaguardia delle nostre prerogative autonome e speciali.